Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Reportage. A Palermo si profila una nuova stagione all'insegna dello strapotere criminale. A lanciare questo allarme, questo messaggio dai canali della TV di Stato è stato un personaggio autorevolissimo, il giudice Giovanni Falcone, lo stesso giudice che ora ha deciso di lasciare Palermo quasi a simboleggiare l'abbandono dello Stato di una guerra, quella contro la mafia, che sembra irrimediabilmente perduta. La sentenza della Cassazione che ha rimesso in libertà boss e killer della mafia, la nuova stagione di fuoco che sembra profilarsi nel capoluogo della Sicilia. Di tutto questo ci parla Attilio Bolzoni, l'inviato speciale del quotidiano La Repubblica, che apre questa puntata di Reportage spiegandoci appunto quello che sta succedendo a Palermo. La mafia, quella vera, sta tranquilla, non spara, fa affari, grandi appalti, ripulisce il denaro accumulato negli anni '80 con il traffico degli stupefacenti, pensa al business. Insomma, ha cambiato strategia. Basta con i delitti eccellenti, basta con le stragi che scatenano investigazioni di polizia, blitz, retate, inchieste giudiziarie dagli imprevedibili esiti. La mafia, quella vera, va verso il 2000 lasciandosi per sempre alle spalle il suo passato rosso sangue. Devo ammetterlo, fino a qualche settimana fa ero convinto che la più potente organizzazione criminale del mondo avesse fatto tesoro dei 10 anni appena trascorsi, avesse riflettuto sugli errori compiuti prima e dopo una guerra interna a colpi di Kalashnikov, avesse capito che il futuro era solo nelle banche e nelle finanziarie, nelle stanze segreti di palazzi dove si decidono le cose che contano. Beh, mi sono ricreduto. Perché? Perché una settimana fa ho visto Falcone in TV, l'ho visto teso e preoccupato, l'ho visto mentre annunciava cose molto gravi per Palermo e la Sicilia. Il giudice Falcone, che di mafia se ne intende più di chiunque altro, ha parlato di pericolose instabilità dentro l'organizzazione denominata Cosa Nostra. Cosa significa? Significa che siamo probabilmente alla vigilia di una guerra tra le cosche. E sarebbe questa la terza guerra di mafia di ogni tempo, dopo le Giuliette al Tritolo del 63, dopo i massacri dei primi anni '80. Il procuratore Falcone ha captato dal suo privilegiato osservatorio i fermenti dei clan, ha sentito l'aria di tempesta che tira, ha lanciato un allarme drammatico raccontando in diretta cosa ci riservano i prossimi mesi. Certo, non è stato esplicito, ma un paio di sue battute sono bastate a noi cronisti per tornare sulle tracce dei misteri di mafia, a rituffarci nel mare delle ipotesi, a spingerci ancora una volta all'esplorazione dei segreti dell'onorata società. Ma cosa sta accadendo nel pianeta mafia? Tutte le teorie investigative portano ad un punto. Ci sono due schieramenti pericolosamente contrapposti, due eserciti sul campo pronti a darsi battaglia. Ma non c'era la pace, la cosiddetta pax mafiosa. Dentro Cosa Nostra pare che si stia registrando un terremoto così forte da sfociare in guerra armata. Per tentare di capire cosa sta succedendo, bisogna però fare un salto indietro, bisogna tornare a 6-7 anni fa, quando stava aprendosi il grande processo alle cosche, quando sembrava che lo Stato italiano volesse davvero fronteggiare il crimine organizzato, quando alle 1000 inchieste giudiziarie contro i boss stava sviluppandosi parallelamente una stagione di nuove tensioni sociali. Anni difficili per la mafia, molto difficili. Le cosche erano nel mirino dei giudici, erano allo sbando economicamente e militarmente, erano divise, erano esposte alle rivelazioni di pentiti come Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno.
E fu proprio in quella situazione che dentro Cosa Nostra accadde qualcosa che fino a qualche anno prima non era neanche immaginabile. Cosa? Ci fu un golpe. Sì, un vero e proprio golpe. Una fazione mafiosa, quella dei Corleonesi, cancellò in un colpo il governo di Cosa Nostra, la famigerata cupola e commissione. Furono sciolte le famiglie, i mandamenti, tutti gli organismi rappresentativi dell'organizzazione. Un golpe fatto da un uomo, un boss, Salvatore Riina, il capo dei capi del clan di Corleone. Latitante da 25 anni, lanciato sulla scena mafiosa da Luciano Liggio, Totò Riina trasformò con la forza la struttura stessa della mafia palermitana. L'organizzazione non aveva più rappresentanti in tutti i quartieri, non aveva più reggenti in questo o quell'altro mandamento, ma solo un vertice, solo un re, lui, Totò Riina. Un'operazione necessaria per rendere la mafia organizzazione impermeabile, organizzazione più forte, più segreta. E segreti erano sempre stati, agli stessi mafiosi delle altre famiglie, i nomi degli uomini d'onore della cosca di Corleone, gli uomini di Totò Riina. Una precauzione, la carta vincente di ogni guerra mafiosa. A pagare il conto di questa sorta di ristrutturazione di Cosa Nostra furono molti clan, soprattutto quello del Papa di Ciaculli, Michele Greco. Una volta il Papa era il capo della cupola, anno dopo anno divenne uno strumento dei Corleonesi, l'uomo di paglia di uno schieramento che aveva alle spalle sempre Totò Riina. Ed è proprio questa la ragione della guerra che si annuncia oggi. Nella mafia ormai c'è un dissenso generale nei confronti di Riina, c'è voglia di rivolta, c'è chi vorrebbe far fuori il dittatore dell'organizzazione. Chi vuole fare tutto questo? Le prime indiscrezioni investigative dicono che c'è stata una frattura nello stesso clan di Corleone, una rottura tra Totò Riina e Bernardo Provenzano, un altro superlatitante, un altro inafferrabile boss legato a doppio filo a Luciano Liggio. È vera questa frattura? Sono solo fantasie investigative? Solo voci di terza mano raccolte magari da qualche confidente interessato? Pare che ci sia qualcosa di più. Qualcosa accaduto a Bagheria, postazione strategica della mafia palermitana. Lì il boss provenzano aveva piazzato 2 suoi uomini come supervisori della famiglia, tali Giuseppe Leggio e Bartolo Castronovo. I 2 dovevano garantire un certo ordine, dovevano insomma comandare. Ma dopo 2 giorni e 2 notti, dalla nomina di capi di Bagheria, i 2 sparirono, furono inghiottiti dalla lupara bianca. 2 fedelissimi del potente provenzano fatti fuori. Chi poteva osare tanto? Il pentito Francesco Marino Mannoia un sospetto ce l'ha. Dice che è stato Salvatore Riina. Aggiunge poi che tra Riina e Provenzano le cose non vanno tanto bene come sembrava. Ma non è tutto. Dall'altra parte, dalla parte dei Greco di Ciaculli e di Croceverde Giardini, pare che si stiano riorganizzando. Ci sono molte famiglie che hanno stretto alleanze con il Papa, altri clan che sono in rapido avvicinamento a Ciaculli, cosche che non hanno mai sopportato lo strapotere di Riina e dei suoi invisibili corleonesi. Un incrocio di passi, un pericoloso segnale per Corleone. Questa, in sostanza, la situazione del pianeta mafia all'inizio degli anni 90. Una forte turbolenza interna aggravata anche dal fallimento della politica giudiziaria. Il primo maxi processo alle cosche è andato in fumo, gli altri sono sulla stessa strada. I boss condannati all'ergastolo in primo e in secondo grado tornano in libertà grazie alle sentenze della Cassazione. Le carceri si svuotano di mafiosi, pericolosissimi sicari passeggiano tranquillamente
nelle strade di Palermo e sorseggiano indisturbati il loro caffè ogni mattina alla buvette del Palazzo di Giustizia. Era eccessivo l'allarme del giudice Falcone? Credo di no, anche perché i magistrati hanno appena ricevuto una segnalazione. C'è qualcuno che vuole uccidere un giudice, un attentato di grosso livello, con due scopi: far fuori il nemico nella mafia e uno nell'antimafia. C'è una costa che ha preparato un piano, vuole assassinare un magistrato per scaricare poi la colpa su un'altra costa. Sofisticate strategie di depistaggio per dare inizio alla battaglia, per aprire alla grande la nuova stagione di terrore. Giardina Gallotti, frazione periferica di Agrigento, 3.000 abitanti, un degrado irreversibile. Di questa realtà abitativa ci siamo occupati in una precedente edizione di reportage alcuni anni fa e già allora le nostre immagini documentarono le drammatiche condizioni di vita di quella gente. Da allora poco sembra veramente cambiato. Carmelo Sardo è andato infatti a verificare per reportage quello che accade a Giardina Gallotti e ne ha tratto queste considerazioni. Signora, buongiorno. Non arriva l'acqua. Abbiamo acqua 2 mesi. Siamo senza acqua che siamo abbandonati col paese, preciso. Non ci pensa nessuno per niente. E lei ora con quest'acqua cosa farà? Non la può bere, certo. Non vivere. Cosa di darla al male, di lavare, che si può vivere a cacciare una bottiglia. E per cucinare come fa? Con l'acqua? Per cucinare. Per cucinare, quando mi non posso, cucinare. Quando non ne posso, arriva una sera che posso cucinare per acqua. Non ha potuto cucinare per l'acqua? Esatto, propriamente. No, non siamo affatto lontani da casa nostra, siamo ad una manciata di minuti d'auto da Agrigento, in una frazione dimenticata, abbandonata, con tutte le strade dissestate, con le case che cadono a pezzi, senza una sola struttura sportiva, un circolo ricreativo, un punto di ritrovo per i giovani, ma soprattutto siamo nella frazione dove l'acqua arriva ogni 50-60 giorni, dove da 3 anni questi nuovi lampioni non sono mai stati accesi. Siamo a Giardina Gallotti. Cosa sta aspettando il turno dell'acqua? Sto aspettando il turno dell'acqua, avete 8 giorni che aspetto, che vengono un poco d'acqua. Ma nei rubinetti l'acqua, quando è arrivata l'ultima volta? Nel rubinetto quando avevamo l'acqua c'è stato un mese, casualmente c'è stato un mese, spendeva tanti grani a casa per fare la condotta. Allora ora 6 mesi che è fatta, ha combinato tutto a mezzo fango, a mezzo scero, non si sa che fine finisce. Ma questa cosa che vi dà adesso con l'autobotte, ci potete bene, cosa ci fate con Ma questa? più bene a Seculiana vai, a Seculiana non c'è l'acqua di cose, di Borgio Favara. Chi sta in casa non ti serve per girare, a costruire, per lavare e cose e cose, chi non mi dice qua? Chi sapevo, c'è chi deve avere per esempio un capo per beduna, 25 mani ogni bedone. Hai accattato 5 beduna. Ma come pensa di risolvere questo Ma problema? non devo pensare, calcio risolve più, la guerra solo si risolve. Sapendo che deve dare le cose. C'è la guerra, chi sa la guerra è? No che deve dare. Chi deve mangiare e vivere e stanno bene. Non si può vivere ciocca. Prima se la faccio mia moglie, come figlia e poi. Con la stessa acqua? Con la stessa acqua. Non è che ne potremo lavare niente, con la stessa acqua non ne potremo lavare, ne ora mai più. Perché? Se lava la moglie, o se lava le pedine per me lavare le pedine. Se lava le pedine ai figli e presto c'è diritto, con uguale vergogna con 400 litri d'acqua ogni 15 giorni a 5 persone. Cavazzare la persona qua. Stato non abbiamo più, siamo deserti praticamente. E voi ogni
Ogni quanto venite qui a Giardina? Veniamo ogni giorno, cerchiamo di fare il nostro meglio. Comunque, la situazione è questa. Ma l'acqua quando venite con un'autobotte così piccola, a chi la date? Noi facciamo a tutta, la facciamo via per via. Completiamo una via come per Fontanere. Scusa, insomma, noi facciamo 2 o 3 viaggi al giorno, 2 autobotte che camminano. Ma vi capita mai quando venite in paese e c'è qualcuno che se la prende con voi, comincia a gridare, si dispera? Questa è la prima cosa che se la prende con noi. Anzi, ci hanno minacciato da cibotte e dare incendiare l'autobotte pure. A Giardina Gallotti arriva appena mezzo litro al secondo di acqua, da raffadali. Ci sono state rotture lungo la condotta che ne hanno impedito l'afflusso. La penuria ha scatenato la corsa all'autobotte, attesa quotidianamente quasi fosse una manna dal cielo. Le strade poi, non ce n'è una sola asfaltata. Sono state sventrate per rifare le reti idrica e fognante. Non le hanno più sistemate. Come pensate di risolvere questi problemi? Siete mai andati al comune a parlarne col sindaco? Sempre. E cosa vi dicono? Mi fanno bene, non me ne va. Come dei cazzo, che pure me non donano mai. Ma così. Sarà certo che è un po' desolante vivere qui, o no? Sì, a volte sono desolante. Mancano tutte cose. Qual è il problema più grosso secondo lei? Qual è? Che mangiare acqua, carriare sempre acqua, sempre è vero. A rompere macchina, la luce che a sera non si può camminare, viene qualcuno e si arrazzola. È vero. Cosa? Le foglie ne mangiano, lasciate tutta rotta, che dannate completamente. Di murare, non potevamo murare, facciamo tanto stesato, all'ultimo ne fecero lo sigillo, non potevamo fare niente, che è bello tanto ce l'hanno murano e non potevamo murare più. E l'acqua signora, l'ultima volta che è arrivata? Una volta manca già di 2 mesi l'acqua, 2 mesi. 2 mesi? 2 mesi, sì, senza acqua. Come fate? Quella per bere la comprate immagino, no? La voleva comprare, siccome potevano girare, l'abbiamo carriato, disse puzzala. A Giardina Gallotti c'è una scuola elementare e una sezione staccata della media Quasimodo, la cui sede centrale è a Villa Seta. In questo edificio che vedete qui alle mie spalle ci sono 3 classi, una prima, una seconda e una terza, complessivamente ci sono 36 alunni. Siamo venuti a trovarli, il preside, il professor Lobue, gentilmente ci ha permesso di avvicinarli e io vorrei innanzitutto sapere come trascorre qui un giovane a Giardina Gallotti il tempo libero. Andando al bar, insomma, uscendo, fare delle passeggiate, andando in campagna, così. Ma attività ricreative non ce ne sono, so che non ci sono strutture sportive. No, niente. Solo giocare in mezzo alle strade, questo. Ecco, immaginiamo adesso per un attimo di avere il sindaco di Agrigento qua davanti. Ecco, che cosa gli chiederesti come problemi più grossi da risolvere a Giardina, indipendentemente dal fatto che tu sei una giovane? L'acqua, che tu ogni quanti giorni arriva, tu lo sai? Sì, arriva, però come? Poco e basta. E poi le strade pure, perché le strade non si può proprio camminare. E la scuola, una palestra. Noi ragazzi praticamente non sappiamo dove andare il pomeriggio, stiamo sempre a casa, rinchiusi alla tenda. Ma non andate ad Agrigento, per esempio? No. Perché? No, ma anche no che non ci è permesso, perché se ci fosse la possibilità anche per i genitori. Il tempo si passa di solito a casa, oppure non lo so, c'è qualche amica, non lo so, si esce, si va a fare delle passeggiate, ma anziché facciamo delle passeggiate dov'è che andiamo? Per esempio da casa mia verso queste parti qui sotto, ma non è che c'è qualche posto dove andare a divertirsi. Sì, la cosa che tu vorresti subito, tu che sei una giovane qui a Giardina, quale sarebbe? Una cosa soltanto, per esempio. Questo, fare qualcosa, un divertimento, creare un divertimento per i giovani, qualcosa di diverso, perché c'è molta monotonia, veramente. Come mai qui a Giardina Gallotti, con tutti questi problemi, non avete pensato di costituire un comitato di quartiere per portare avanti appunto questa battaglia? Ma il comitato di quartiere qui se ne ha parlato circa un anno fa per la Gemoseni, che c'è stata un'assemblea lì con tutto l'intervento di alcuni uomini e politici, in attesa che devono fare su consiglio di quartiere, mentre siamo già a questo punto e ancora non si vede niente. Ora non so di che dipende del sindaco, dell'amministrazione, oppure dei cittadini locali, io questo qui non so rispondere. Senta, io so che qui c'era un vecchio progetto secondo il quale molti cittadini di Giardina Gallotti avrebbero preferito
che Giardina diventasse un comune a sé e non una frazione di Agrigento? Se ne parla ancora? No, non se ne è parlato più perché c'è dissidio interno, di vari correnti politici, c'è questo dissidio che non si mettono d'accordo e quindi non se ne parla e neanche si interessano di poter portare qualche cosa di buono. Questa è Giardina Gallotti, 3.000 abitanti, un fazzoletto di case e tanta desolazione. Cambiare vita si può dimenticare l'esperienza traumatizzante della prigione, il passato malavitoso e ricostruirsi una vita tra gli onesti. È quello che succede a Palermo attraverso una cooperativa di ex carcerati, della storia che Giancarlo Macaluso è andato a raccogliere dalla voce dei protagonisti e che adesso racconta al nostro pubblico. Da piccolo sono stato riformatorio a 9 anni perché rubavo. Oggi sono grande e sono vaccinato e voglio lavorare. Vogliono rifarsi una vita, vogliono dimenticare il passato che li ha visti protagonisti di rapine, scippi, furti, tentati omicidi, spaccio di droga. Sono usciti dal carcere pensando che in fondo cambiare vita non sarebbe stato difficile, assicurare ai loro figli un'esistenza dignitosa, tranquilla, senza problemi, senza il pericolo di ritornare in carcere, senza più l'incubo di una cella che li strappi per anni all'affetto di una moglie, di un figlio, da rivedere chissà quando. Hanno detto basta ad una vita non degna di essere vissuta, fatta di piccoli espedienti, di inquietanti avventure che li ha sprofondati nelle torbide acque della malavita. Ma si sono sbagliati. La vita per un ex detenuto è difficile. Impossibile trovare un lavoro, bisogna fare i conti con la diffidenza e l'ostilità della gente, del datore di lavoro che appena sente di ex carcerati fa una smorfia e gentilmente dice mi dispiace, non ci sono posti disponibili e chiude la porta in faccia a chiunque di loro si presenta. Ma non c'è posto per loro, per gli ex detenuti, non c'è posto nella società civile, figurarsi in un'azienda privata. E così la frattura tra coloro che hanno fatto l'esperienza drammatica e terribile del carcere e il mondo civile, democratico e progressista, si fa sempre più profonda, più insanabile. Altro che rieducazione e reinserimento del condannato. Alla luce della realtà il dettato costituzionale appare falso, sembra il frutto di una mera elaborazione concettuale. Il sindaco Lovasco non ci dà nessuna possibilità di potersi inserire e non ho più dove andare. La mia vita oggi è distrutta perché tutti chiudono le porte. Sono disoccupato al massimo, a collocamento non si fa niente. Oggi per andare a collocamento, prima di lavorare, devi pagare, perché tanto vale che me ne vado a rubare, non ho altro. La verità è che per un ex detenuto non c'è speranza. Il riscatto per lui non è possibile, neanche dopo aver pagato per gli errori commessi. 10, 15, 20 anni di galera non bastano per farlo ritornare persona normale, cittadino degno di considerazione e portatore di diritti, al pari di un uomo libero. Una condizione difficile da sostenere che si fa ancora più pesante se la città in cui si vive si chiama Palermo, con 1000 problemi che le insidiano, non ha tempo per pensare a un ex detenuto e lo lascia marcire facendogli ogni tanto delle promesse che non si realizzeranno mai. 26 anni, ho fatto un anno di carcere, uscendo, non sapendo cosa fare, siamo andati a collocamento, non ci sono possibilità di lavorare, ho un bambino malato di cuore e nessuno si provvede a fare niente, per cui ho una moglie a carico e un bambino e ci sono tutte le porte chiuse. Ma ci sono alcuni ex detenuti che non demordono, che sperano di riuscire a trovare un'occupazione sia pur precaria. Si sono raggruppati e hanno creato un'associazione che si chiama Movimento per una Vita Nuova. Vi aderiscono più di 150 persone che svolgono attività di sensibilizzazione. Lo Stato li ha abbandonati e loro cercano di uscire dall'isolamento riunendosi e progettando iniziative che possono farli sentire ancora vivi, non definitivamente smarriti.
Sono presidente di un comitato di ex detenuti. Abbiamo formato questo comitato per lo scopo del reinserimento degli ex detenuti e soprattutto sul campo lavorativo. Abbiamo avuto purtroppo tante difficoltà per poter lavorare, per poter inserire tutti questi ragazzi. Io ho fatto 12 anni di carcere, ho avuto una malissima e brutta esperienza, dove uscito dal carcere ho cercato di crearmi una nuova vita e un nuovo futuro per la mia famiglia. A questo punto ho organizzato tante persone che usciti dal carcere, avevamo veramente deciso di reinserirsi sulla società e soprattutto di poter acquistare la fiducia delle persone. Ci siamo riuniti allora con Leoluca Orlando, ex sindaco di Palermo, dove lui ci ha estesi veramente il suo aiuto e ci ha dato la possibilità veramente di poter lavorare. Ci ha dato una convenzione di 80 milioni per 11 persone, per poter lavorare, per poter gestire alcuni Vespasiani della città di Palermo. Abbiamo lavorato, è stato un contratto fatto per 6 mesi. Finito questo contratto, malgrado ciò, la brutta notizia, il sindaco Leoluca Orlando va via. Sale un altro sindaco. Abbiamo avuto molte difficoltà per poter aprire nuovamente queste Vespasiane, per poter avere nuovamente rinnovato il contratto. Questo contratto è stato sembra che fosse un contratto molto difficile per noi, anche perché l'amministrazione comunale non vuole prenderci più nessun aiuto. Noi siamo nuovamente in mezzo alla strada, abbiamo dei figli, abbiamo difficoltà nel nostro reinserimento. Cercano di aggrapparsi alla speranza di una vita normale, rappresentata da un posto di lavoro, e per un momento quella speranza è diventata qualcosa di più. Una convenzione per la pulizia e la manutenzione di 3 Vespasiani della città aveva ridato fiducia a 11 persone, a 11 padri di famiglia che ogni giorno devono fare i conti con seri problemi di sopravvivenza, pane, pasta, bollette da pagare, scadenze da rispettare. Ma l'illusione è durata lo spazio di un'estate. Il comune di Palermo non ha più rinnovato quella convenzione che scadeva a dicembre, ma loro hanno continuato lo stesso a pulire i gabinetti pubblici, volevano dare un segno della loro buona volontà. Niente da fare, la relativa delibera è incappata nelle ferree maglie della burocrazia. La commissione provinciale di controllo ha chiesto dei chiarimenti. All'origine dell'intoppo c'è un problema legato alla certificazione antimafia. Uno dei soci del movimento è un sorvegliato speciale. La prima convenzione ci è scaduta il 12 dicembre. Abbiamo ripresentato la nuova delibera e la giunta comunale l'ha approvata con esecuzione immediata. È andata alla CPC dopo un paio di giorni e la CPC in primo momento ha richiesto dei chiarimenti che erano certificati antimafia, l'istruzione alla Camera di Commercio e il bilancio del 91. Il bilancio cioè alcune richieste il Comune li ha esaurienti. Noi abbiamo chiesto anche alla Camera di Commercio l'istruzione, non avendo scopo di lucro non c'è bisogno dell'istruzione, hanno mandato questi chiarimenti alla CPC. Va di nuovo nuovamente in commissione, la CPC la blocca nuovamente, richiede nuovamente dei chiarimenti in quanto il Comune non ha esaurito in un modo completo queste richieste perché mancavano ancora i certificati antimafia. Allora da parte nostra, per accelerare un pochettino l'iter dei tempi, siamo andati a trovare il dottor Stadaccini, il vicario prefetto di Palermo, che ci ha risposto che c'è un sorvegliato speciale tra di noi e altre 2 persone, non si sa, non meglio identificate precisamente. No, di questo lui ci ha detto una persona sorvegliato speciale. Altri 2 ci ha lasciato così, in bianco Allora siamo andati nuovamente al Comune per vedere se da parte loro potevano fare qualche cosa. Ora aspettiamo che questi certificati antimafia arrivino al Comune e che la Giunta Comunale approvi il bilancio 91. Siamo in fase di attesa. Basta una semplice formalità burocratica per infrangere un sogno coltivato per anni dentro una cella del Luciardone. Secondo me a Piazza Castelnuovo, dove gli operai facevano 3 turni al giorno, dalle 8 a mezzogiorno, dal mezzogiorno alle 16, dalle 16 alle 20. C'erano 3 turni stabiliti per questi operai. Giustamente ora, una volta che c'è scaduta la convenzione, questi Vespasiani sono rimasti chiusi dopo non aver effettuato 3 mesi di lavoro di nostra spontanea volontà senza essere pagati dall'amministrazione comunale. Ora questi Vespasiani noi li abbiamo chiusi perché non intendevamo più continuare a lavorare senza essere pagati. Intanto loro sprofondano nuovamente nella disperazione.
gli si ripresenta con angoscia il problema di portare avanti la famiglia, di sbarcare il lunario, di dare qualcosa da mangiare ai loro figli che non vogliono saperne, di certificazione antimafia e di commissioni provinciali di controllo. Bene, con queste immagini, permetteteci di dirlo, di redenzione, di speranza, si chiude la puntata di questa settimana di reportage. Noi crediamo appunto di chiudere con un messaggio benaugurante per il futuro e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, mercoledì alle 22:40. Buonanotte.